Buongiorno a tutti, Piazzale Roma, Venezia. Direi che la città sta tornando a riempirsi. Ponte di Calatrava si intravede davanti a noi. Imbocchiamo Ponte della Libertà. Questura di Venezia sulla destra. Lasciamo il centro urbano di Venezia, Ponte della Libertà, 3850 metri, che collega Venezia, la città, con la terraferma. La macchina della scuola guida ci supera sul Ponte della Libertà abbondantemente oltre il limite, bisogna rivedere qualcosa. Autovelox, ricordiamo il limite dei 70 su tutto il Ponte della Libertà. La giornata non è male, oggi 24 gradi, siamo ancora al limite di vivibilità, anche se comincia a far caldo.
secondo autovelox tra 50 metri. Lungo il ponte sono presenti 2 autovelox in entrambe le direzioni. Siamo ora sulla terraferma, strada statale 11, chilometro 422. Seguiamo verso la tangenziale di Mestre A57. Sulla sinistra, Porto Marghera, il porto industriale di Venezia. In questo tratto, attualmente in costruzione, un nuovo cavalcavia che sicuramente renderà più scorrevole e fluido il traffico su questo tratto della statale da e verso Venezia. Semaforo rosso. Allora oggi andremo verso est, probabilmente la nostra destinazione finale sarà l'area di servizio di Duino, ultima area di servizio della A4, prima di continuare come raccordo 13 verso Trieste.
Entriamo adesso in autostrada, competenza della A57, gestore CAV, concessioni autostradali venete. Questa è una diramazione della A57. E seguiamo in direzione Trieste. Tangenziale di Mestre. Tangenziale di Mestre che fino a prima del 2009 costituiva di fatto parte dell'autostrada A4 prima della realizzazione del passante di Mestre. Prima del 2009 questo era uno dei tratti autostradali più congestionati d'Italia. Questo è di fatto l'unico tratto autostradale dove ho visto segnaletica che chiaramente consente lo scorrimento a destra. Abbiamo un cambio di competenza, lasciamo quindi la competenza di CAV e passiamo a competenza di Autovie Venete, che gestisce pure la tratta A4 da Venezia sino a Trieste, al termine della stessa. Trieste, distanza indicata chilometri 126.
Ci avviciniamo adesso con l'allacciamento sia della diramazione aeroporto Marco Polo della A57 sia con l'inizio della A27 autostrada d'Alemagna Venezia-Belluno. Andando verso Jesolo, la direzione consigliata è appunto di seguire la A57 diramazione aeroporto. Uscita Marcon. Tre chilometri alla barriera di Venezia Est, fine della tangenziale di Mestre. Ci stiamo avvicinando all'uscita di Quarto d'Altino, di fatto ultima uscita della tangenziale di Mestre, prima di reimmetterci sulla A4 direzione Trieste. È previsto l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sull'autostrada A4 da Venezia Est in avanti. In avvicinamento alla barriera di Venezia Est. Proseguiamo in direzione Trieste.
Entriamo adesso in A4, chilometro 407. Tratto a 3 corsie, ammodernato. Le intersezioni autostradali che incontreremo lungo la tratta saranno con la A28 a Portogruaro, autostrada che porta a Pordenone e si ricongiunge poi alla A27 nei pressi di Conegliano Veneto, e la A23 nei pressi di Palmanova, autostrada che porta al Passo del Tarvisio, collegamento poi con l'Austria. Successivamente collegamento con la A34 per Gorizia e quindi immissione senza soluzione di continuità nel raccordo 13 verso Trieste. Come molti di voi sapranno, il tratto Venezia-Trieste è attualmente oggetto di lavori di ampliamento, in particolare lavori di ampliamento per la realizzazione della terza corsia che è già stata realizzata tra Venezia Est e San Donà di Piave, in corso di realizzazione tra Portogruaro e lo svincolo di Palmanova, mentre i lavori devono ancora iniziare tra Portogruaro e Palmanova. Logicamente, sino ai tempi della cortina di ferro e della guerra fredda, da Venezia andando verso est il mondo sostanzialmente finiva, quindi non c'erano ragioni di avere un'arteria di grande comunicazione in questa zona del paese. Ma dalla caduta del muro di Berlino in poi l'aumento del traffico merci ha fatto sì che questo tratto autostradale fosse interessato da volumi di traffico molto alti, che ne hanno reso necessario l'ampliamento. Pensate che dal 2004 al 2008 il traffico merci è sostanzialmente raddoppiato, con quasi 1 milione di transiti annuali di mezzi pesanti. Area di parcheggio Roncade. Una caratteristica di Autovie Venete è che ogni cavalcavia sotto il quale passiamo è chiaramente presente il logo. Anche il fatto di aver dipinto tutti i New Jersey di bianco rende un attimo più piacevole a livello estetico la carreggiata. Ok, lo confesso, sono un po' scaramantico, a buon intenditor. In avvicinamento all'uscita di Meolo Roncade siamo sostanzialmente sul confine tra le province di Venezia e di Treviso. Anche da questa uscita si possono raggiungere le località turistiche del litorale nord veneto, ovvero principalmente Jesolo.
può affermare che lo standard qualitativo dell'ammodernamento di questo tratto della 4 è quasi pari al tratto ammodernato tra Torino e Milano, che probabilmente, e a mio parere, è il tratto autostradale migliore d'Italia dal punto di vista infrastrutturale. Potrebbero tranquillamente mettere un limite di 160 km/h e rimarrebbe tutto in sicurezza. Sul canale è già presente, pubblicato il video Venezia-Trieste con anche l'episodio del veicolo a fuoco nella carreggiata opposta, filmato in diretta. Siamo adesso al chilometro 420, autostrada A4 che, ricordiamo, per lunghezza la terza autostrada italiana, dopo logicamente le due arterie mediane principali A1 e A14. In avvicinamento all'uscita di San Donato di Piave, San Donato di Piave, da cui è possibile raggiungere tutta la parte nord della Laguna Veneta. Abbiamo appena attraversato il fiume Piave, fiume di rilevanza storica abbastanza importante per quello che riguarda l'Italia, specialmente durante la Prima Guerra Mondiale. Ci avviciniamo adesso al restringimento, quindi si passa da 3 corsie a 2 corsie. Agevoliamo
il cambio di corsia dei mezzi pesanti e quindi inizia il secondo tratto ancora da ammodernare. L'ampliamento di questo tratto è stato approvato nel progetto definitivo, ma di fatto i lavori devono ancora cominciare. Chilometro 426, prossima uscita Cessalto. Stiamo proprio passando vicini al tratto in cui nello scorso video avevo ripreso il camion a fuoco, video intitolato Veicolo in fiamme. Se analizzate bene il video, nella lunga coda che si era formata dietro il veicolo in fiamme nella carreggiata opposta si possono vedere degli aspiranti suicidi che, pur di riprendere la scena col telefono, uno di loro si è messo in piedi sullo spartitraffico, che credo che sia una delle cose più pericolose che uno possa fare nella vita. Su questo tratto autostradale abbiamo il monitoraggio della velocità attraverso il sistema Tutor. Area di servizio Calstorta Sud sul destra, in particolare distributore di benzina e area di servizio Ristop. Subito dopo uscita per Cessalto. Chilometro 432. Piccola news, sull'autostrada 1 si prevede di aprire la nuova carreggiata sud a 3 corsie, compresa della galleria Santa Lucia, durante il mese di settembre. Era previsto a giugno, ma qualche mese fa sono stati fatti gli annunci e molto probabilmente a settembre sarà aperta. Mentre per dicembre prevedono anche di aprire al traffico l'ampliamento a 3 corsie tra Firenze Sud e Incisa.
varco Tutor. Chilometro 436 in avvicinamento allo svincolo San Stino di Livenza. Tutto sommato questo tratto a due corsie, per non essere ammodernato, è tenuto piuttosto bene. La stesa d'asfalto è abbastanza buona. Ci stiamo avvicinando a un cantiere, restringimento di corsie sulla sinistra. In avvicinamento, uscita San Stilo di Livenza. Ponte sul fiume Livenza. Fine cantiere. La presenza di numerosi cartelli che invitano specialmente i mezzi pesanti a tenere un'adeguata distanza di sicurezza, visto l'elevato flusso soprattutto nei giorni feriali. Passiamo adesso il chilometro 440. Ricordiamo chilometro 440 dall'inizio dell'autostrada in corrispondenza dell'immissione in corso Giulio Cesare a Torino. Sicuramente più avanti uno degli obiettivi del canale è riuscire a filmare il percorso dell'A4 completo in un unico video. L'ideale sarebbe non fare nemmeno uno stop, non so se sia praticabile come cosa, ci si può provare, al massimo prevediamo una fermata nel percorso. Stesso discorso vale per la A1 e la A14.
Siamo sotto al 399esimo cavalcavia che attraversa l'autostrada. Possiamo più o meno considerare una media di un cavalcavia al chilometro. Ed ecco qui il cavalcavia numero 400. Man mano che andiamo avanti la temperatura dell'aria esterna sale, siamo quasi a 28 gradi, direi che di fatto la calda stagione sia arrivata a tutti gli effetti. Varco Tutor in avvicinamento a Porto Gruaro. Porto Gruaro, ultima uscita nel Veneto prima di entrare in Friuli Venezia Giulia. A Porto Gruaro vi è pure lo svincolo e l'allacciamento con l'inizio dell'autostrada A28 Porto Gruaro Pordenone Conegliano Veneto. Ambulanza. Chilometro 450. Inizio cantiere dello svincolo di Porto Gruaro tra 500 metri, spostamento e restringimento corsie sulla sinistra. Corsie veramente strette in questo tratto. Svincolo per Porto Gruaro e per prendere la A28 sulla destra. Inizia quindi il tratto Porto Gruaro-Palmanova, attualmente oggetto di lavori di ampliamento. Questo genio ha fatto uno scorrimento sulla destra in presenza di una corsia di immissione, ma essendo uno svizzero, noi sappiamo che gli svizzeri a casa loro sono perfetti, appena arrivano qua fanno le gare in autostrada.
traffico è molto più intenso nella carreggiata opposta, anche a livello visivo. Chilometro 455. Area di servizio Fratta sulla destra. Distributore Esso, area di servizio Chef Express. Chef Express a livello personale, insieme anche a Sarni, 2 tra le migliori. Okay, abbiamo un rallentamento. L'altra parte della carreggiata è di fatto congestionata in coda ferma. Però con le corsie così strette basta una minima perturbazione in un flusso di traffico abbastanza sostenuto per provocare immediatamente una coda ferma. La carreggiata verso ovest è di fatto congestionata, perlomeno per quello che riguarda i mezzi pesanti. Ok, ritorniamo nel tratto ammodernato, 3 corsie, e ora si procede molto più lisci, cosa che magari non possono dire coloro che viaggiano nella direzione opposta. Magari qualcuno di voi conosce Trieste, c'è stato, magari la conosce anche abbastanza bene, consigliatemi pure un posto dove andare a mangiare questa sera. Scrivetemelo su Instagram o nei commenti qua sotto. New Jersey
nello spartitraffico appena ridipinti. Da come si viaggia si sente proprio che la stesa di asfalto è nuovissima. Attraversamento in questo momento del fiume Tagliamento, che in questa parte del suo corso finale segna il confine tra la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi entriamo adesso in Friuli Venezia Giulia. Il Tagliamento è uno dei pochissimi fiumi in Italia, e si contano veramente sulle dita di una mano, per il quale il suo letto è stato lasciato allo stato naturale. Infatti visitare il Tagliamento nel mezzo del Friuli è molto suggestivo, si vede chiaramente come dovrebbe essere un fiume se lasciato al suo stato naturale, e quindi se non gli si vengono costruiti degli argini tutto attorno. In avvicinamento, uscita Latisana. La situazione nella carreggiata ovest è peggiore di quello che potessi credere. Uscita Latisana, tra le destinazioni raggiungibili Lignano Sabbiadoro e Bibbione. Autovie Venete è uno dei pochissimi gestori autostradali, se non l'unico, che utilizza una segnaletica in cui nell'autostrada, in particolare nella carreggiata a 3 corsie, vengono effettivamente indicate 3 frecce per andare dritti. Il congestionamento dall'altra parte è terminato, ma sicuramente ci sono una quindicina di chilometri di carreggiata congestionata. Varco Tutor. Nuovo congestionamento nella carreggiata ovest, diciamo che proprio non è giornata. Dovendo io percorrerla nel senso opposto nella giornata di domani, dovrò fare bene i miei calcoli. Vedendo gente fuori dalle auto vuol dire che questa coda è ferma da parecchio. Questa è proprio una coda ferma, gente in piedi sulle auto. Potrebbero fare una festa questi. Mi sa che ormai gli tocca pranzare. Ragazzi, sono scene da esodo queste. Questi non si muoveranno per un bel po'. Probabilmente c'era uscita obbligatoria a Latisana, potrebbe esserci anche un tratto chiuso. Chissà cosa è successo. Difficile che sia soltanto per i lavori.
Domani, ripercorrendo l'autostrada in senso opposto, come dicevo, dovrò fare bene i miei calcoli ed eventualmente anticipare la ripartenza presto la mattina, perché trovarsi in qualcosa del genere non è augurabile per nessuno. È un congestionamento veramente importante. Questa gente probabilmente prima di uscire da qui passeranno almeno 2 o 3 ore. È di fatto una giornata andata, eh? Chi aveva dei programmi sono sicuramente saltati. Chi deve andare verso ovest in questo momento e si trova ancora nei pressi di Gorizia, Trieste, Udine, molto probabilmente conviene percorrere la statale passando da San Daniele del Friuli, riprendendo la A28 a Pordenone, riallacciandosi a Conegliano alla A27, proseguendo quindi per Venezia. Congestionamento intanto finito, siamo al chilometro 477. Passate in questo momento un'ora di viaggio da Piazzale Roma, Venezia. La velocità di crociera comunque è bassina, siamo sui 115. Tra 11 km lo svincolo col Palmanova, Varco Tutor. Chilometro 480 per Trieste, meglio per la fine dell'autostrada A4, 42 km. In avvicinamento uscita San Giorgio di Nogaro. Verso l'uscita di San Giorgio potete raggiungere Marano Lagunare, situato nella
omonima laguna di Marano, ovvero la laguna del Friuli, nel punto più alto dell'Adriatico. Palmanova 8 km. Per chi di voi non l'avesse ancora fatto, andate a vedere la cittadina di Palmanova da Google Maps. Molto caratteristica la pianta attraverso cui è stata realizzata la cittadina. Una forma poligonale estremamente regolare. Abbiamo di sorpasso chiusa, entriamo adesso, usciamo dal tratto ammodernato, quindi siamo in cantiere adesso. Parco Tutor. Area di servizio Gonars sulla destra, in avvicinamento Palmanova. Palmanova in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada A23 che porta fino al passo del Tarvisio, mettendoci in comunicazione con l'Austria. L'intero svincolo è oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Rimaniamo sulla destra e seguiamo per Trieste. In questo momento siamo nel punto più a nord dell'intera autostrada e da questo momento in poi deviamo leggermente verso sud-est alla volta di Monfalcone Gorizia Trieste, quindi della Venezia Giulia. Curva verso destra. Uscita di Palmanova a 1 chilometro.
fine cantiere. Il tratto Palmanova-Trieste, in teoria, da quello che so, non dovrebbe essere oggetto di lavori di ampliamento e rimarrà a 2 corsie. Quattro chilometri all'allacciamento con l'autostrada A34 Villesse-Gorizia. Autostrada che porta senza soluzione di continuità, passata la città di Gorizia, in territorio sloveno. Marco Tutor.
Passiamo esattamente in questo momento il chilometro numero 500 dell'autostrada A4, quindi siamo a 500 km esatti da Torino. In avvicinamento, allacciamento con l'autostrada A34 Villesse-Gorizia. Anche di questa potete già trovare il video realizzato sul canale. Entriamo negli ultimi 17 km di viaggio. Attraversamento del fiume Isonzo, viadotto lungo 746 metri. Nell'area di servizio di Duino Sud, che è la nostra meta, destinazione finale per questa live. In avvicinamento, uscita Re di Puglia, Monfalcone Ovest. Uscita per l'aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari. Di oltre 500 km di autostrada, 522 per la precisione, questo è l'unico tratto semicollinare, con qualche tornante destra-sinistra. Chilometro 510 passato in questo momento.
in avvicinamento alla barriera di Trieste-Lizert. Al di là delle alture che vedete inquadrate, subito al di là territorio sloveno. Di fatto in linea d'aria siamo a tra 1 e 2 chilometri dal confine. Uscita Monfalcone Est sulla destra, barriera di Trieste-Lizert dritta davanti a noi. Dopo la barriera, ultimi 3 km di questa live, fermata finale, area di servizio Duino Sud. Questo è uno dei 3 tratti dell'autostrada A4 esente da pedaggio. Il primo da Torino a Rondissone, il secondo tra le barriere di Milano Ghisolfa e Milano Est, il tratto urbano di Milano, e questo è il terzo dalla barriera di Trieste-Lizert sino alla fine dell'autostrada. Area di servizio Duino Sud, 2500 metri. Siamo al chilometro 517 dell'autostrada A4, mancano esattamente 5 km al termine, dopodiché senza soluzione di continuità, raccordo 13 verso Trieste. Ultimi 1000 metri. Area di servizio Duino Sud. Troviamo un parcheggino. Che non è così semplice da trovare. Ci mettiamo momentaneamente qui. Dopo una breve sosta, naturalmente molti di voi l'avranno già capito, filmerò per poi pubblicarlo sul canale il raccordo 13 Sistiana-Trieste
e noi ci rivedremo non domani ma dopodomani con una nuova live che partirà dalla città di Milano sull'autostrada A7 verso sud. Ringrazio tutti per aver partecipato e ci rivediamo alla prossima live. Stay tuned su Highway Italia.